approvato, incominciano a cercarla anche le altre regioni, ma il futuro lo giochiamo esattamente lì. La capacità di mantenere ospedali di altissimo livello e dall'altra parte un territorio che si trasforma rispetto a quello che è. Pordenone in salute, un convegno utile a fare il punto sulla sanità nel territorio pordenonese, dalla riforma sanitaria alle politiche che la Regione sta attuando. Come si modifica la situazione sul territorio? Con la riforma la prima cosa che è stata ottenuta è stato mettere insieme sanità territoriale e ospedaliera, quindi un'unica azienda che gestisce il tutto, e questo è sicuramente un fatto molto importante, perché non abbiamo assolutamente doppioni, ma si vanno soltanto a creare delle eccellenze. Quindi noi avremo un ospedale eccellente per quanto riguarda la realtà pordenonese, ma anche altri 2 ospedali, quello di Spilimbergo e quello di San Vito, che saranno 2 punti di grande riferimento con alte tecnologie. Dentro tutto questo percorso ci sarà un forte incremento a livello territoriale, quindi una sanità e un'assistenza vicina alle persone, vicina alla gente. Aver messo insieme in un unico bando la cittadella della salute e l'ospedale è sicuramente molto importante, quindi da fine dicembre noi, sono sicura, partiremo con i lavori. Abbiamo fatto una scelta molto precisa di non chiudere ospedali, ma di riorganizzarne le funzioni in modo tale che ci fosse una maggiore razionalizzazione, concentrazione della casistica che oggi è fondamentale, e quindi partendo dalla riorganizzazione della rete ospedaliera abbiamo fatto alcune scelte. Si è evidenziato anche il ruolo di un'altra struttura di eccellenza sul territorio che ha un riflesso anche a livello nazionale e internazionale, il CRO di Aviano. Esatto, anche in questo caso ci sono state molte discussioni, però è stato riaffermato da pochi mesi or sono dal ministro Lorenzini che l'IRSS di Aviano è un'eccellenza, c'è riconoscimento ufficiale, quindi bando alle chiacchiere, lì c'è bisogno di ripartire e c'è una direzione, c'è una motivazione fortissima da parte anche degli operatori che su questo, come dire, non si scherza. Pordenone ha delle eccellenze, ha il CRO di Aviano, ha l'ospedale, ha il territorio, quindi abbiamo complessivamente una sanità vicina ai bisogni reali, e sottolineo reali, dei nostri cittadini.